Radio Magica presenta C'è Dante in Guarneriana. Angelo, il bibliotecario, infila i guanti di cotone e con delicatezza appoggia sul tavolo il grande manoscritto, quel libro a quasi 700 anni. Che fortuna poter toccare con mano questa meraviglia, sussurra Angelo. Sì, l'è proprio una gran fortuna, dice una voce misteriosa. Nella stanza non c'è nessuno. Chi ha parlato? C'è qualcuno? Balbetta il bibliotecario. Su via, sono io. Mi hai studiato per una vita e ora non mi riconosci? Guarda bene il mio naso, hai capito? Sono Dante. Maestro, siete proprio voi. Dante Alighieri in carne e ossa. Beh, proprio in carne e ossa no. Come ben sai, sono morto nel 1321. Per tutti i santi del paradiso, e cosa ci fate qua? M'è giunta voce che uomini di grande virtù e conoscenza abbiano copiato a mano la mia commedia e abbiano decorato le sue pagine persino in oro zecchino. Confermi codesta notizia? Sì, maestro, è così. E uno dei manoscritti più belli è qui davanti a voi, è l'Inferno. È stato trascritto pochi anni dopo la vostra morte da 2 notai, proprio nella città in cui siete nato, Firenze. Riconoscete quest'immagine? Oh bella, questo è il terzo cerchio dell'Inferno. Qui scontano le loro pene quei dannati dei golosi, che in vita passavano il tempo ad abbuffarsi come bestie. Guardali lì, ora, distesi in un fango puzzolente, sotto una pioggia d'acqua putrida. Cerbero, il mostro a 3 teste, ulula e li graffia con le zampe. Il mostro cercò d'aggredire anche me e solo al pensier mi torna la paura. Per fortuna il buon Virgilio lo calmò, lanciando nelle sue bocche una manciata di fango. Maestro, ora ammirate questo, dice il bibliotecario mostrando la pagina con il famoso primo verso dell'opera: nel mezzo del cammin di nostra vita un sorriso illumina il volto del sommo poeta. Sotto l'arco della lettera N c'è Dante. È seduto nel suo studio, tra i libri, con la penna in mano. Bartolomeo da Fruosino, grande maestro di miniature, l'ha dipinto alla fine del 1300. Con sguardo compiaciuto, il poeta dice: codesto codice è proprio divino. Ma ora dimmi, chi sei tu e in quale luogo ci troviamo? Mi chiamo Angelo Floramo e sono il custode di questo luogo. La biblioteca guarneriana di San Daniele del Friuli. Qui sono conservati e studiati centinaia di manoscritti e di libri preziosi. Ci sono perfino dei libri proibiti. Libri proibiti? Domanda Dante curioso. Sono là, al piano superiore. Sono libri di magia, stregoneria, alchimia.
si trovano in un luogo irraggiungibile chiamato inferno. Soltanto io conosco la via per arrivare lassù. Oh figliolo, ma quante ne sai? Se t'avessi conosciuto prima, t'avrei collocato da qualche parte nella commedia e t'avrei reso, diciamo, eterno. Ma ora saliamo. Il sentiero per il paradiso inizia all'inferno.